Un messaggio d'amore. Questo è un messaggio d'amore che ti porto da parte di Dio. È un messaggio da ascoltare col cuore. Perciò stammi a sentire, non fuori stia. Senza pretese, non per vanagloria, ti chiedo soltanto un pochettino di attenzione per raccontare solo una storia che parli di pace e riconciliazione. Allora, stammi a sentire, o fatto è chist. Più di 2000 anni fa si aprì il cielo e venette in coppa a terra Gesù Cristo per portare la parola del Vangelo. Mo ti spiego meglio che si tratta. Gesù parlava al cuore di tutta la gente, soprattutto a quelli insoddisfatti e a quelli con un cuore penitente. Piacevano assai le parole del Signore, ma appena parlava dei peccati, tanta gente offesa in tuo cuore si voltavano e se ne andavano scocciate. Parecchia gente lo seguiva per mangiare, poi c'è stava chi voleva la guarigione, ma appena ritornava a predicare succedeva la stessa situazione. Pochi discepoli capirono veramente che Gesù era l'unto del Signore e con gioia e compassione ardente gli aprirono gioiosamente il cuore. Una notte gli scribi e i farisei lo consegnarono in mano ai romani e così, su pressione degli ebrei, lo inchiodarono sulla croce piedi e mani. Gesù non meritava questa sorte. Lui era giusto e senza no peccato, ma per amore tuo abbracciò la morte, perché tu fossi dalla condanna riscattato. 3 giorni dopo, a domenica mattina, Gesù risorse nuovamente in vita, con gran potenza e con mano divina manifestò la sua gloria infinita. Tutta sta storia che t'ho raccontata è storia vera e non è fantasia. Gesù è venuto per cancellare i peccati. Lui è l'unto del Signore, il vero Messia. E mo che t'ho portato questo messaggio, ma raccomando, non indurire il cuore. A sto sacrificio non le fanno oltraggio. Accettri in tuo cuore, a parola del Signore.